Sono partiti in pullman anche da Bassano per dire sì allo sviluppo del paese e alla realizzazione di opere e infrastrutture ritenute indispensabili per crescere. Confartigianato si è mobilitata, è arrivata a Milano e ha lanciato un messaggio forte al governo, anche attraverso alcuni consiglieri regionali. Queste imprese vogliono dire che le infrastrutture non si possono fermare. Non si può fermare la TAV, non si può fermare la Pedemontana, non si può fermare la Valdastico, non si può fermare un paese. L'Italia ha bisogno di infrastrutture per essere competitivo in Europa e nel mondo. Altro tema è quello del decreto dignità. Il pericolo è che le aziende non rinnovino i contratti a tempo determinato e che così l'occupazione ne risenta in negativo. Il decreto, insomma, andrebbe rivisto. Un decreto che, secondo l'Istat, ha già visto sfumare oltre 100.000 posti di lavoro. Le imprese non assumono più, le imprese non rinnovano più i contratti. Infine la questione del blocco per il progetto alternanza scuola-lavoro. Solo in Veneto sono coinvolti oltre 116.000 giovani e 46.000 imprese che danno lavoro, ma soprattutto fanno fare esperienza ai ragazzi. Io credo che la buona politica debba mettersi in ascolto con il mondo produttivo, con le imprese che non vogliono arrendersi, con le imprese che vogliono un'Italia che guardi al futuro. Inoltre ogni territorio, Bassano compreso, ha ben chiaro l'elenco delle opere che devono essere realizzate o completate a partire dalla Pedemontana per garantire lo sviluppo e la crescita delle imprese e quindi dell'economia.